Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano. Io voglio l'ultimo trofeo del canale, non ne mancano tanti, ma questo manca. Voglio la 32esima America's Cup e portare per la prima volta l'Italia sul tetto del mondo per quanto riguarda la vela. Bevo un po' perché ho sete. Vai. Alinghi ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare fino adesso. Priorità per il team svizzero, priorità per il team svizzerotto. Quindi quantomeno non sbagliano la partita per il momento, ma noi possiamo fregarli, Possiamo anche un po' osare perché comunque siamo in vantaggio 2-0. Però stavolta non sbagliano, non sembrano sbagliare gli svizzerotti, che sia una della priorità adesso, o no? Occhio, vai, guarda. Tutti e due falsa partenza, non ci voglio credere. Pazzesco. Falsa partenza per entrambi, non che credo. Ok. Siamo riusciti nell'impresa di fare entrambi falsa partenza. Ok. Comunque il team svizzero, raga, ha sbagliato qualsiasi cosa in questa finale. Cioè, pazzesco, veramente. Adesso vediamo. Allinghi sarà un po' incazzata, leggermente. 8 secondi di vantaggio, sono pochissimi. Peccato. Noi abbiamo beccato la falsa partenza per pochissimi decimi. Stavolta cambiano un po' le cose. Alinghi che va esterno, quello che ha fatto il Cumendone nelle prime due regate. Io però mi butto già all'interno. Buttarmi troppo all'interno non mi piace. La proiezione da una rossa in vantaggio, boh, non lo so. Sì, leggermente, ma proprio leggermente. Abbiamo anche la priorità. Però l'errore di entrambi fa ridere. Doppia falsa partenza. Se vinciamo oggi chiudiamo l'America's Cup e portiamo a casa il titolo, Ho idea che stiamo sbagliando. La priorità è nostra comunque, Ok. Very godo, very godo. Adesso lui sarà più veloce sicuramente, però deve stare attento perché la priorità è di Luna Rossa. Regata sicuramente molto più combattuta questa. Spinnaker asimmetrico pronto. Siamo vicinissimi. Ok, non l'ho presa bene qua, non l'ho presa bene. Sette secondi di vantaggio per il team italiano sul team svizzero, campione in carica. Secondo me stanno recuperando di brutto. Sì, Alinghi ci sta sorpassando. Va forte il team svizzero, va fortissimo il team svizzero adesso, però la priorità è nostra, infatti devono spostarsi loro. La stanno sbagliando. Vai, vai. Vai, vai.
Vai. Vai. Vai. Boom. Ciao Linghi. Mamma mia. Niente da fare, questa è proprio la mia Coppa America. Erano in vantaggio. Cappellone. Cazzo, ora ci provano a dare la contropenalità, ma non c'è storia. Crollo di Alinghi che sbaglia anche tutto, non prende neanche la boa. E salvo, diciamo, errori macroscopici, ci portiamo a casa la 32esima America's Cup. Non ci voglio credere, raga. Adesso lui prova ad andare in un'altra boa, ovviamente, ma ha un 360 più un errore abbastanza, cioè le ha sbagliate veramente tutte, raga, cioè impressionante proprio. Impressionante. Mamma, guardate, Linghi deve ancora fare il giro della boa, signori. Umiliazione scandalosa per il team svizzero, che ha dimostrato di essere inferiore a Luna Rossa, alla meravigliosa Luna Rossa. Un minuto di ritardo, un lunghissimo minuto di ritardo per Alinghi, e c'ha anche un 3-6-0. Quando noi arriviamo al traguardo loro saranno ancora nel baratro della morte. Regata che poteva essere veramente avvincente, errore imperdonabile, ma io furbo che mi sono avvicinato, io potevo rischiarla perché tanto ho comunque un vantaggio di 2-0, quindi tra virgolette potevo anche permettermi di perdere una regata, e invece no. Veneziano non solo vince, stravince. Andiamo alla boa, ultimo spinnaker, e signori, si va a vincere. Leggendaria Luna Rossa, veramente. Poveri svizzeri, mamma mia. Delusione incredibile veramente del team svizzero, perché guarda che dopo i gironi veramente abbiamo stravinto, Cioè, abbiamo sofferto più nelle fasi eliminatorie. Hanno recuperato anche 20 secondi, poveretti, i svizzeri. Bravi. Bravi. Mi fate un po' tenerezza, ma bravi. E adesso godiamoci. Guardate la festa già. Hanno tutti capito che è fatta. Tutti l'hanno capito. Arrivo trionfale. Arrivo incredibile. E ragazzi, arriva l'ennesimo trofeo del canale. La 32esima America's Cup. Yes! Mamma mia, incredibile. Dominata proprio. Sei il nuovo detentore dell'America's Cup. No, finisce un po' così, ma va bene. Ce l'abbiamo fatta finalmente, dopo 1000 tentativi. Ma adesso io? Cioè no. Ah, sempre comunque, ok. Non posso affrontare, non posso usare Alinghi, non capisco il perché però. Speravo di poterlo per virtuali. Forse qua? No, non lo so, sinceramente non capisco sta cosa. Vabbè raga, ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto veramente, forse in gara singola. Neanche, proprio è possibile andare con Alinghi. Bene, raga, comunque sotto il comandante veneziano ce l'abbiamo fatta. È stata poco avvincente, lo riconosco, ma abbiamo realmente dominato la scena. Però arriva un altro trofeo che ci tenevo a riportare
nella bacheca kumendiana, però mi sembra strano veramente che non possa. Boh. Gara personalizzata. Tattica, barca. Siamo 3 minuti. Direzione evento, non si può. Vediamo tipo. No, forza del vento. Sì. Instabile, meteo. Tempestoso. Ah, non puoi scegliere comunque la barca. Sciosciolosa, boh, così. Va bene, che bello però. Si va da solo? Ah, ok, devo andare da solo. Niente, raga. No, se qualcuno sa come poter anche, come si dice, andare con Alinghi, io vorrei fare una con Alinghi, ma non si può, non capisco il perché. Ora raga, aspetto un vostro commento se volete magari vedere un'America's Cup invece più lunga, con un team più scarso, provare a portarlo a vincere con però condizioni molto più difficili, perché qua abbiamo usato tattica e breve. L'ideale sarebbe fare proprio ciò, tipo simulazione impossibile, ve lo dico già. Tattica e lunga che diventa veramente difficile. Se volete potremmo anche provarci, però aspetto il vostro commento. Comunque abbiamo vinto, raga, un saluto da Kumendon. Ve ne siamo. Ciao!